Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, dalla Galilea, venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?» Ma egli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il figlio mio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Con il nuovo anno 2026 i motivi per essere inquieti e preoccupati non sono diminuiti. Anzi, si ha quasi l'impressione che siano aumentati. E le ragioni per tenere in vita il pessimismo ci sono tutte. Le guerre continuano e dove c'è una tregua si continua a morire di fame, di freddo e a causa delle armi. La tragedia che si è consumata a Crans-Montana ha gettato il nostro paese e la comunità internazionale nello sgomento più completo. Venezuela, Groenlandia e crisi NATO, dicono gli analisti, ci annunciano l'avvio di una stagione pericolosa e senza precedenti. Per non parlare, poi, delle tante troppe violenze che quotidianamente si verificano in mezzo a noi e che generano allarme sociale e paura in tutti noi. Scenari negativi che rischiano di nascondere le buone notizie che, per grazia di Dio, continuano anche a raggiungerci in questo nuovo anno. Penso, per fare solo un esempio tra i tanti, ai 20.000 giovani di tutto il mondo che a Parigi, con la comunità di Taizé, hanno deciso di prepararsi al nuovo anno con veglie di preghiera per invocare insieme la pace come dono di Dio. Ma in questo tempo c'è un secondo rischio che corriamo tutti noi con orizzonti così cupi. Pensare che il cielo sopra di noi sia chiuso e autoconvincerci che Dio non si interessi più di questa nostra umanità. Quante volte sale verso Dio il grido disperato di chi a volte con rabbia grida a Dio: «Ma tu dove sei? Perché non fermi le guerre? Perché non hai spento quel maledetto fuoco che ha rubato la vita a tanti giovani?» La pagina del Vangelo che la Chiesa oggi ci propone ha la forza di rispondere a queste domande che noi tutti portiamo nel cuore, cariche di sofferenza, di fatica e talvolta di disperazione. Avete sentito? Siamo nel capitolo 3 del Vangelo di Matteo. Subito dopo i racconti della nascita e infanzia di Gesù, l'Evangelista ci presenta Gesù che si reca da Giovanni Battista al Giordano
si mette in fila con i peccatori per essere battezzato e per dare ufficialmente inizio al suo ministero pubblico. Avete sentito? Giovanni tenta di impedirglielo, però Gesù lo invita a non opporsi. Dice esplicitamente: per ora lascia fare. E tutto termina così. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli. Mi sono ricordato di quante volte i profeti hanno alzato a Dio la preghiera di chi era convinto che il cielo sopra l'umanità fosse chiuso. Ricordo un passo del profeta Isaia dove dice: siamo diventati da tempo gente, o Dio, su cui non comandi più, su cui il tuo nome non è mai stato invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. È il sé del profeta che parla con Dio carico di rassegnazione e di disperazione. E per chi è spento nel cuore ed è convinto di essere abbandonato da Dio nel momento della preghiera, ecco che San Matteo annota che nel battesimo di Gesù i cieli finalmente si squarciano. E che vuol dire questo? Che con Gesù non siamo più soli. In Lui e con Lui ognuno di noi ha accesso diretto al Padre e grazie a Lui il cielo sopra di noi è perennemente aperto. Non è più l'uomo che deve salire verso Dio, ma il cielo di Dio che si è aperto per far scendere il suo amore su tutti noi. E le conseguenze concrete di questa descrizione sono forti e consolanti. Non siamo più soli. Dio, anche in questa storia inquietante, è presente. Lui ci vede, ci sente, ascolta ogni nostra fatica, veramente vuole asciugare le nostre lacrime, le nostre paure e si china su di noi per donarci il suo amore. Perché allora spesso e volentieri viviamo come se Dio non ci fosse e ci sentiamo nel profondo abbandonati da Lui? Per capirlo dobbiamo pensare un altro passo del Vangelo, quello della trasfigurazione, dove Gesù sul monte del Tabor, con Pietro, Giacomo e Giovanni, vive la stessa esperienza del battesimo. E lì in più c'è una voce, dopo che Gesù si è trasfigurato: questo è il mio figlio, ascoltatelo. Non è sufficiente allora che i cieli siano aperti. Ci è chiesto di prendere coscienza che Dio vuole riversare il suo amore su di noi, consegnandosi il suo figlio Gesù. Cambia perciò anche il nostro modo di pregare. Non chiediamo più a Dio di aprire il cielo sopra di noi, ma gli domandiamo di prendere coscienza e di aiutarci a capire che suo figlio Gesù è la mano di Dio pronta ad abbracciarci, a sostenerci, a perdonarci, a spingerci in avanti
in questa storia che spesso si presenta come una valle di lacrime. Ma come faccio io ad accorgermi che Dio mi dà questa grazia? La parola chiave è questa: ascoltatelo. Ascoltate Gesù presente nel suo Vangelo. Lasciatevi trasfigurare dallo Spirito e troverete la pace del cuore. Ho pensato un po' a questa preghiera per i bambini. Caro Gesù, nonna non se ne accorge, ma tutti i giorni dice che non ha mai visto un mondo brutto come quello di oggi. E lo dice davanti a noi nipoti piccoli, che in questo mondo dobbiamo crescere e stare. Papà dice che le guerre ci sono sempre state e che oggi ci sono anche tante cose belle, ma lei non si lascia convincere e continua a ripetere che questo mondo è bruttissimo. Gesù, ti prego, fa che si apra anche sopra di noi il cielo e che noi bambini, insieme ai nostri nonni, possiamo vedere il tuo spirito che scende su di noi per dirci che il nostro mondo non è bruttissimo. Ti prego anche, Gesù, per i ragazzi morti nel bar della Svizzera e per tutti quelli che sono ancora feriti e in ospedale. Fai a loro e alle loro famiglie una carezza di speranza. Grazie.